Inchiesta per omicidio stradale sulla tragica fine del 75enne travolto e ucciso da un'ambulanza a Conegliano, forse a tradirlo il tentativo di salvare uno dei cani scappati in strada per il rumore delle sirene. L'ambulanza era in emergenza per il trasporto di un paziente grave, l'autista sotto shock, l'ULSS 2, siamo vicini a lui e alla famiglia della vittima. A Crocetta del Montello, l'ultimo saluto a Chiara Bortoletto, la ragazza di 25 anni morta a Colfranquillo d'Erzo. Il parroco nell'omelia si rivolge direttamente ai ragazzi presenti. Assalto al Vale Center, parla la commessa che si è offerta come ostaggio al posto della collega. All'inizio sembrava uno scherzo di carnevale, poi la paura, volevo proteggere Giorgia. L'ennesimo atto vandalico nel piazzale della chiesa di Mignagola di Carbonera, 2 minorenni bloccati mentre lanciavano piastrelle di sera sulle auto parcheggiate. Omicidio di Anica Panfile, Franco Battaglia resta in carcere, il tribunale del riesame respinto il ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare. Progetto Park Vittoria, oggi niente firma tra Parcheggi Italia e Cassugana, ma Conte rassicura fatti passi avanti, attendo il parere definitivo dei tecnici, domani l'opposizione porta in comune la raccolta di firme contrarie. Carnevale 2024 torna anche quest'anno su Antena 3 la diretta della tradizionale sfilata dei carri allegorici a Treviso, appuntamento martedì grasso a partire dalle 14. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque la cronaca in primo piano a partire dall'inchiesta per omicidio stradale aperta sulla tragica fine del 75enne di San Vendemiano travolto e ucciso da un'ambulanza a Conegliano nella tarda serata di ieri. Forse a tradirlo il tentativo di rincorrere per salvare uno dei cagnolini scappati in strada per il rumore delle sirene, a vegliarlo il meticcio sopravvissuto. È diventata la foto simbolo della tragedia corsa ieri sera quando Adriano Canzian, 75enne di San Vendemiano, è stato travolto e ucciso insieme ad uno dei 2 cagnolini che stava portando a passeggio da un mezzo di soccorso in corsa. L'altro cagnolino sopravvissuto a vegliare sulla salma. Non l'ha visto secondo me, perché non ha frenato. Noi non abbiamo sentito la frenata come al solito, e qui sentiamo sempre frenate e colpi. Le sirene spiegate, i lampeggianti accesi, l'ambulanza che ha travolto e ucciso Adriano Canzian era in servizio di emergenza, un contesto che esonera il mezzo dal rispetto di obblighi e limiti relativi alla circolazione, così recita il codice della strada. Sulla tragedia accorsa ieri sera in questo punto di via 24 maggio la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. C'era la nebbia, ieri sera una pioggerellina fitta. L'uomo, seppur sulle strisce, ha attraversato la strada. E ha preso un colpo forte perché le 2 scarpe sono volate e lì in parte della strada c'era un cane morto e le scarpe. A tradirlo e costringerlo ad attraversare, nonostante l'arrivo dell'ambulanza, potrebbe essere stato uno dei 2 meticci che erano con lui, spaventato dal rumore delle sirene, lo stesso che poi rimarrà ucciso insieme a lui nell'impatto. L'altro cagnolino, eccolo in questa immagine sopravvissuto, lo ha vegliato fino all'arrivo dei soccorsi. L'altro cane è bravissimo, era proprio seduto e stava sempre lì. Sì, infatti faceva senso, mi ha un po' commosso il cane. Canzian, geometra in pensione, era rientrato 5 anni fa dalla Romania dove era andato a lavorare. Papà di 2 figli, viveva con la seconda moglie qui, a pochi passi dal luogo dell'incidente in via Palladio, dove il comune è già quello di San Vendemiano. Con la sua compagna condivideva l'amore per gli animali. Questo, a passeggio con lei questa mattina, è il terzo meticcio che ieri sera era rimasto a casa. Era stato Canzian a salvare proprio dall'incidente il cagnolino sopravvissuto, lo aveva curato e tenuto con sé. L'inchiesta aperta come atto dovuto ha consentito di eseguire i primi accertamenti tecnici. Ad eseguire i rilievi di legge la postrada di Vittorio Veneto, raggiunta poi da una volante del commissariato di polizia di Conegliano. Non è stata disposta l'autopsia sul corpo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, 3 in quel punto, saranno decisive per capire che cosa abbia spinto la vittima ad attraversare la strada mentre un mezzo di soccorso stava sopraggiungendo. Una tragedia e poi un dramma nel dramma, il dramma dell'autista dell'ambulanza che ha travolto e ucciso l'uomo e che ora si trova sotto shock. Strappare un uomo alla vita mentre cerchi di salvarne un'altra è il dramma che sta vivendo il conducente dell'ambulanza che ieri sera ha falciato il povero Adriano Canzian. L'uomo, 60 anni circa, ora è sotto shock. A rivelarlo il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi dopo una telefonata accorsa tra i 2 in mattinata. È sconvolto, spiega Benazzi, siamo vicini a lui
E allo stesso modo la famiglia di Canzian per questa grave perdita. Questo è il momento del dolore. Così il direttore. A Conegliano il 15 gennaio scorso un'automedica, eccola, ha travolto un'anziana che stava camminando. Fortunatamente l'incidente ha avuto conseguenze meno gravi. Avvisato già ieri sera anche Fabio Chies, sindaco di Conegliano, che ha espresso il suo profondo cordoglio per entrambe le famiglie coinvolte in questa tragedia. Devo dire che è veramente un dramma per quello che è successo, perché avere una morte così sulle strisce pedonali, tra l'altro, ripeto, con al centro dell'incidente gli operatori del nostro ospedale, è qualcosa di incredibile. Ho sentito questa mattina il direttore dell'ospedale, il dottor Salemi, ho sentito il dottor Benazzi, gli ho espresso la vicinanza della città anche agli operatori, perché per loro è una situazione incredibile, stanno vivendo un dramma psicologico interiore sia per chi guidava l'ambulanza sia che per chi lo accompagnava, per cui si uniscono tante tragedie, quella di chi non c'è più, quella di chi è rimasto. Diversi testimoni sul luogo dell'incidente, importanti saranno anche le loro dichiarazioni. Tra i commenti dei residenti accorsi ieri sera sul posto, molti quelli relativi alle luci a LED posizionate sopra il passaggio pedonale, troppo basse, praticamente ininfluenti nelle serate di nebbia o pioggia. Il primo cittadino ha rassicurato alcuni di loro. È allo studio l'installazione di dissuasori di velocità lungo via 24 maggio. Intanto nel pomeriggio di oggi a Crocetta del Montello l'ultimo saluto a Chiara Bortoletto, la 25enne morta nello schianto di Colfrancui. La bara bianca ed un cuscino di fiori colorati per l'ultimo saluto a Chiara Bortoletto, morta a 25 anni nell'auto del fidanzato finita fuori strada lunedì a Colfrancui di Oderzo. Parenti ed amici si sono stretti a mamma Flora, papà Loris e alla sorella Francesca nella chiesa parrocchiale di Crocetta del Montello. Un addio commosso e sentito ad una ragazza che il sole ce l'aveva dentro, ha detto il parroco Gianluca Durante nell'omelia. Non passava inosservata Chiara, bella, alta e sempre con il sorriso che le illuminava il volto, estroversa, fantasiosa e a volte anche imprevedibile. Cercare di capire cosa passa per la testa dei giovani ci potrebbe aiutare a vedere dei campanelli d'allarme, continua Don Gianluca, che poi si rivolge proprio ai tanti ragazzi presenti in chiesa affinché la tragedia di Chiara insegni loro il valore della vita. Se vogliamo che la vita di Chiara sia luminosa per tutti noi e continui ad esserlo, dobbiamo ricordare, perché non possiamo far vivere ai nostri vecchi, ai nostri genitori, una croce così grande. Al termine della messa, mentre i presenti si stringevano alla famiglia nel momento dell'addio, sul sagrato risuonano le note della canzone preferita di Chiara, con il sorriso della giovane che dalla foto poggiata sulla bara continua ad illuminare il pomeriggio di pioggia. Ad ora torniamo a parlare dell'assalto alla Valle Center. Parla Federica, la commessa che si è offerta come ostaggio al posto della collega Giorgia. Ci hanno puntato tutte le armi addosso, ci urlavano sulle orecchie. Ho visto la mia collega in difficoltà perché obiettivamente eravamo entrambi in difficoltà, però lei, non so, ha il senso di protezione, così. Lo chiamerei senso di protezione. Ha visto la fragilità e il terrore della sua collega e amica Giorgia, più giovane di lei, e non ha esitato a offrirsi al posto suo per proteggerla, come farebbe una mamma o una sorella. Eppure Federica, la commessa della gioielleria presa d'assalto mercoledì sera al Valle Center di Marcon, non ritiene eroico il gesto di essersi offerta come ostaggio al posto di Giorgia, anzi. Non me ne rendo conto perché mi è venuto spontaneo farlo, però tutti me lo stanno dicendo, forse è un gesto eroico, a questo punto prendo atto anch'io. Ho pensato alla Giorgia, devo dire la verità, quando io gli ho detto prenda me non lei, semplicemente vado sul personale, lui ha detto va bene, ha lasciato lei, ha preso me, siamo usciti e poi hanno caricato tutto, la rifurtiva sono montati in macchina loro e a me mi hanno lasciata lì in parcheggio libera, questo è, sì. Quando li hai visti andare via, come si è sentita? Boh, non lo so perché si parla di minuti, secondi, minuti, io ho detto se ne sono andati, mi sono girata e sono tornata senza correre, proprio tranquilla in negozio e lì poi c'era la mia collega, io tremavo ovviamente, lei era proprio in lacrime care, quindi l'ho abbracciata, insomma dopo c'è tutto il conforto umano che è giusto che ci sia tra colleghe. Felice e sollevata che eravamo vive, la mia preoccupazione era rimanere vive, sinceramente, per quello forse ero un po' lucida.
anche se tremavo e avevo l'ansia, il tachicardia, però ho detto qua bisogna, tante persone ci amano, dobbiamo rimanere qui per noi e per loro. Federica evidenzia come anche Giorgia abbia mantenuto sangue freddo mentre il bandito, mancino, la teneva bloccata col Kalashnikov in attesa che gli altri uscissero con la refurtiva. Quando lei era come ostaggio in corridoio, lei era ferma e lucida, anche lei bravissima. Una voce, quella di Federica, che denota una donna di tempra e carattere. Forse per questo ha saputo affrontare così lucidamente e con coraggio la situazione, che all'inizio però non credeva reale in una giornata come tante altre. Io e lei stavamo facendo proprio le vetrine insieme, proprio lì, la prima vetrina in entrata del negozio. Le vetrine. Ci siamo trovati davanti, io pensavo fosse uno scherzo di carnevale. Hanno subito puntato le armi, si sono avventati su di noi, ma io ho detto, la gente si è rimasta zitta, io ho detto, ma dai, è uno scherzo. E lì lui mi ha preso a me, proprio uno mi ha preso per il maglione, mi ha portato sulle vetrine e fa, non è uno scherzo, apra. E da lì basta, poi abbiamo realizzato, insomma, tutte e due che era proprio una rapina armata. In negozio solo loro due, le uniche che hanno sentito parlare, anche se per poco, i banditi. 2 minuti che sono sembrati un'eternità. Ci sono sembrati un'eternità sicuramente, sì. Poi la fuga nel parcheggio esterno, la fine dell'incubo. Per Federica il suo gesto è stato naturale, ma in molti non la pensano così. Quando poi mi hanno sentito che stavo bene, tutti mi hanno detto, Madonna Federica, però io non avrei fatto così, io mi sarei fatta prendere il panico, io avrei pianto, a me mi sarebbe venuta una crisi isterica. Cioè ognuno mi dice la sua versione secondo loro, però in realtà finché non vivi l'accaduto, io dico no, guardi che forse anche voi vi sareste comportati così. E tanti mi dicono assolutamente no. Davvero complimenti al sangue freddo di questa donna che ha compiuto questo gesto così importante. Dall'assalto al Valle Center, gli attimi di paura vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, nella serata di ieri a Trevignano, con il bandito che ha compiuto una rapina in un negozio di alimentari. Oggi ovviamente anche le reazioni dei cittadini, intanto è caccia al malvivente. Se capita a uno, capita a me, è sempre da uno all'altro, allora se cominciano così, se non li prendono, non hanno paura loro. Sono poche decine i metri che separano il bar di Michele dall'attività presa di mira da un giovane bandito armato di taglierino ancora a piede libero. È teso il clima tra i commercianti della zona il giorno dopo la rapina. Resta appeso il dubbio, sarebbe potuto succedere a me. Noi pensiamo che non sia venuto qua da noi perché effettivamente a quell'ora là da noi c'è tanto più movimento, dunque può rischiare di trovare molte più persone. Un'attività, quella dell'alimentari del signor Gatto, tra via Borgo e piazza Dante, leggermente defilata rispetto al centro. Posizione evidentemente favorevole per scappare senza dare nell'occhio. Mascherina sul volto e cappuccio sollevato, con accento veneto, il ragazzo, forse poco più che ventenne secondo le testimonianze, è entrato intimando alla commessa dietro il bancone di consegnarle i soldi. È davanti ai coraggiosi no della signora che il bandito ha estratto un taglierino dalla tasca del giubbotto, minacciandola. Una tensione crescente che ha portato l'uomo a cercare di rubare l'intera cassa del negozio. È lì che la commessa ha estratto i soldi e glieli ha consegnati. 100 euro, la refurtiva portata via. Attimi di paura per la commessa dell'attività che per la seconda volta in una settimana si è trovata di fronte a dei banditi. È di qualche giorno fa infatti il tentativo di furto sempre nel negozio da parte di 2 ragazzini, fatti ravvicinati che non fanno sentire tranquilli i commercianti. Se senti 2 casi entro una settimana e continuano a farlo, non è bello per tutta la comunità. Noi abbiamo telecamere, abbiamo già messo subito le telecamere. Perché anche in passato hanno tentato anche qua a entrare. Bisogna stare attenti purtroppo, dico. Non pensavamo che succedesse comunque qua da noi, mai percepito. L'eco di quello che è successo a Venezia insomma c'è stato e quindi c'è una preoccupazione. I furti nelle abitazioni, i furti nei negozi sono estremamente fastidiosi, se ci aggiungiamo la violenza è chiaro che c'è della preoccupazione. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri intervenuti dopo la denuncia del titolare del negozio di alimentari per risalire all'identità del rapinatore. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza. E poi ci sono i baby vandali di Mignagola di Carbonera, avevano già colpito, questa volta piastrelle contro le auto in sosta davanti al piazzale della chiesa, ma sono stati bloccati.
Loro, come i topolini, sono scappati di qua per saltare di là e io li aspettavo davanti di là. Io ho detto adesso state qua, chiamiamo i carabinieri, così è giusto che abbiate una lezione. Sono minorenni i 2 ragazzi che dalla terrazza del Circolo Noi di Mignagola di Carbonera hanno lanciato delle piastrelle sulle auto parcheggiate nel piazzale adiacente alla chiesa. Quando ho sentito un rumore un po' più sordo, più forte, proprio da lamiera, loro hanno cominciato a sospettirmi meglio. Cosa ho fatto? Ho acceso i fari del campo giusto per vedere cosa succedeva intorno e quando ho acceso i fari del campo poi ho notato le varie piastrelle per terra. Dei rumori sordi intermittenti, quelli che hanno allertato l'allenatore impegnato in una riunione negli uffici poco distanti dall'edificio da cui i giovani stavano lanciando le piastrelle. Si sono arrampicati sulla rete del campo di calcio, sono saliti sul tetto dello stabile e poi dal terrazzo hanno messo in atto la bravata, un gioco pericoloso che nel buio avrebbe potuto ferire gravemente qualche passante. I 2 furbacchioni si sono nascosti qua dietro. Ho notato che erano nascosti perché? Perché da queste caritoie loro andavano da una parte all'altra. Con la luce accesa ho visto l'ombra passare. Avvisato il responsabile del circolo che si è precipitato nel luogo per tentare di bloccare i 2 giovanissimi sulla terrazza. I 2, non trovando via di scampo, hanno tentato la fuga calandosi dal tetto e saltando da almeno 4 metri di altezza, dove però ad attenderli c'era l'allenatore che li ha costretti ad aspettare l'arrivo dei carabinieri. Io gli ho semplicemente chiesto perché ragazzi non c'è motivo da fare questa roba qua. Qual è il motivo da fare? Non è un divertimento questo è far danno altrui, adesso le conseguenze chi le paga? Danneggiate la stessa sera anche le prese esterne della chiesa di Mignagola, non la prima volta che la zona viene presa di mira. Risalgono solo a qualche mese fa, infatti, i danni alla fontana del parco e ai bagni della parrocchia. Una panca a bloccarne l'accesso, la rottura di alcune piastrelle e ancora i resti di una cena consumata e lasciata sulle panchine. Non è insolito, raccontano i parrocchiani, trovare di mattina nel giardino bottiglie di alcolici abbandonate. Per il lancio delle piastrelle sulle auto, i 2 ragazzi identificati dai carabinieri ora rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato e invasione di terreni o edifici. Dai baby vandali all'eco vandalo, l'imprenditore di Fonte che aveva abbandonato 25 grandi sacchi di rifiuti e altro materiale in via Battagello per un totale di 6 metri cubi di rifiuti, ma è stato rintracciato e denunciato. A identificarlo gli agenti del servizio associato di polizia locale dell'Asolano, che sono risaliti a lui da un certificato proveniente dalla motorizzazione civile che si trovava in uno dei sacchi. L'uomo, titolare di un'impresa di carpenteria leggera, convocato in comando, ha ammesso le sue responsabilità, dichiarando di essere stato l'autore dell'abbandono dei rifiuti. La denuncia scattata nei suoi confronti prevede la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno e un'ammenda che può variare da 2.600 a 26.000 euro. La cronaca giudiziaria è l'omicidio di Anica Panfile con Franco Battaggia che resta in carcere. Franco Battaggia, il 77enne accusato di aver ucciso Anica Panfile e di aver gettato il corpo nel canale della Vittoria, resterà in carcere. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto il ricorso presentato dalle 2 legali dell'imprenditore veneziano contro l'ordinanza di custodia cautelare. Per le motivazioni bisognerà però attendere i prossimi giorni. Il corpo della mamma 31enne di origini rumene era stato trovato in un'ansa del Piave lo scorso 21 maggio. La morte era avvenuta qualche giorno prima. L'ultimo a vedere Anica Panfile viva era stato proprio il 77enne che dopo averla presa dal lavoro l'aveva portata nella sua casa di Arcade. Da quel momento della donna non si era più saputo nulla fino al ritrovamento del corpo. Dunque le prove indiziarie a carico di Battaggia hanno superato il riesame. L'uomo non sarà scarcerato, rimarrà a Santabona. L'esame autoptico sul corpo della mamma 31enne aveva riscontrato una notevole quantità di cocaina, poi il colpo alla testa e il soffocamento. Gli accertamenti compiuti dai carabinieri del RIS di Parma avevano evidenziato una macchia in un tappeto di Battaggia, con il quale, secondo gli inquirenti, potrebbe aver trasportato il corpo di Anica fino al canale. Non solo, ma ad aggravare la posizione del 77enne le riprese delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il pick-up di Battaggia a passare più volte nel luogo dove poi sarebbe stato abbandonato il cadavere. Un quadro indiziario insomma che ha tenuto. Fra l'altro, uno dei motivi che ha fatto scattare l'arresto del 77enne era il pericolo di fuga. L'uomo, che già in passato era stato latitante per anni, aveva confidato ad un conoscente l'intenzione di andare via. Non solo, ma per gli inquirenti ci sarebbe anche il pericolo della reiterazione del reato. Un delitto d'impeto che ha aperto per lui le porte del carcere e che per ora rimarranno chiuse. E poi l'infortunio mortale di Vallà di Riese, lunedì l'autopsia sul corpo del 72enne di Borgorico rimasto schiacciato da un muletto, intanto le indagini proseguono.
Sarà una perizia tecnica a stabilire l'esatta dinamica della tragedia avvenuta a Valla di Riese, dove ha perso la vita Adriano Gallo, il 72enne di Borgoricco. Una dinamica che è ancora da chiarire, spiegano gli inquirenti. Per questo sono stati disposti degli accertamenti urgenti. L'uomo, quel terribile giorno, si era recato con il camion presso l'azienda florovivaistica Baggio di via Accadimiana a Valla di Riese per scaricare dei sacchi di torba. Terminato il lavoro, aveva sistemato con una gru il muletto nuovamente sul mezzo pesante per poi ripartire e tornare a casa. Un'operazione questa che aveva fatto 1 milione di volte. Mercoledì scorso però è accaduta la tragedia. Il macchinario è scivolato travolgendolo e uccidendolo sul colpo. Lunedì sarà eseguita l'autopsia sul corpo del 72enne. Nei giorni scorsi era stato conferito l'incarico. Intanto su questo infortunio è stato aperto un fascicolo. Nessuna persona per il momento è stata indagata. Titolare dell'azienda che commercializza concimi e fertilizzanti, per la quale stava lavorando il 72enne, è il figlio. Una tragedia nella tragedia. Non è escluso che nelle prossime ore possa essere iscritto il titolare nel registro degli indagati. Bisognerà attendere gli esiti degli accertamenti e la ricostruzione esatta di un infortunio sul lavoro definito dagli inquirenti stessi atipico. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta andremo a Conegliano e torneremo a Treviso. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Prima di tornare a Treviso per parlare del caso migranti Parcapiani e anche del Park Vittoria, un veloce flash, vedo uno scenario molto suggestivo dalla Zoppa Arena di Conegliano. È una serata molto importante per la protezione civile, poi domani vi racconteremo bene nel servizio cosa sta accadendo, ma la sta seguendo Lucio Zanato per noi. Lucio. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3, qui siamo in diretta allo Zoppa Arena, dietro di me ci sono 1400 rappresentanti della protezione civile delle 7 province venete, qui riunite per una cerimonia di ringraziamento per questi angeli, come vengono sempre chiamati. Sono 20.000, pensa, in Veneto i volontari, in 516 presidi. Quello che sentite alle mie spalle che sta parlando è il sindaco Stefano Briccolani, sindaco di Solarolo, che è in Emilia Romagna, che detta così vuol dire poco, ma se dico l'alluvione in Emilia Romagna si capisce già di più i ringraziamenti che arrivano anche da quella regione, ma soprattutto è il sindaco diciamo del paese di Laura Pausini, e i nostri volontari veneti, i nostri volontari sono andati a pulire la casa di Laura Pausini, oltre che di tantissime altre case durante l'alluvione dell'Emilia Romagna. Stiamo parlando di questi interventi perché la protezione civile del Veneto, ha ricordato l'assessore dedicato Bottacin, è proprio una eccellenza, come ha detto il presidente Mattarella. Pensate agli interventi oltre che in Emilia, nelle Marche e in Slovenia per quanto riguarda le alluvioni, però anche in Turchia per il terremoto, e poi per quanto riguarda la Puglia invece per l'emergenza incendi. Tutti questi interventi sono stati richiamati nel corso di questa serata, dove viene atteso anche il presidente della regione del Veneto Luca Zaia per i ringraziamenti. Va detto anche che si è parlato del decreto sicurezza che aveva impensierito molti sindaci, tra l'altro c'è anche il presidente di Anci Veneto, nonché sindaco di Treviso Mario Conte in prima fila insieme ai prefetti di Venezia e Treviso. Questo decreto sicurezza dei cantieri aveva impensierito perché metteva in grosse difficoltà i sindaci in quanto autorità di protezione civile comunale. Per fortuna l'emendamento del ministro Musumeci, proprio la protezione civile, ha risolto la situazione. Questa è la notizia che è arrivata oggi. Detto questo, ci sono stati naturalmente i video che hanno ricordato da Vaia in poi praticamente l'attività, perché ricordiamo qui a Vaia, qui si parla anche di Vaia, si continua a parlare di questa emergenza che ha caratterizzato la nostra protezione civile e l'ha resa un esempio, un modello per tutta l'Italia, per non dire tutta l'Europa. E poi l'ultima immagine l'hanno dedicata a Walter Lucatello, il vigile del fuoco, che pur non essendo in servizio comunque si ricordava di essere volontario di protezione civile e ha cercato di aiutare la gente in Alpago ricorderete nel novembre scorso, nell'autunno scorso, purtroppo perdendo la vita, e quindi l'ultima immagine che con un grande applauso è stata dedicata proprio a lui, esempio di protezione civile e di altruismo verso le comunità. A te Nicola. Grazie Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto che stanno seguendo questa serata molto importante e suggestiva. Allora domani vi racconteremo
di questa serata. Ha citato il sindaco Conte che si trova, dice Lucio, in prima fila. È un sindaco Conte che nel servizio proprio di Lucio Zanato che vediamo adesso spiega perché oggi non c'è stata l'attesa firma tra Parcheggio Italia e il comune di Cassugana per dare il via libera al parcheggio discusso di Park Vittoria. Giornata importante oggi per l'iter del parcheggio in Piazza Vittoria. In realtà non c'è stata alcuna sottoscrizione di contratti, ma ci sono stati dei passi in avanti nel dialogo con l'impresa, dove sono stati stabiliti e definiti tutta una serie di accordi contrattuali che tutelano l'ente e danno serenità anche all'azienda. Passi avanti ma non ancora definitivi per la realizzazione del parcheggio sotterraneo in Piazza Vittoria, perché, sottolinea il sindaco, le firme arriveranno solo dopo il via libera di tecnici ed esperti. La politica dice che c'è necessità di parcheggi a Treviso, ora i tecnici ci devono dire se quella soluzione è realizzabile, sia da un punto di vista di tutela degli immobili che sono attorno alla piazza, sia da un punto di vista dei reperti archeologici. Posso garantire i cittadini, anche quelli più scettici, che terremo conto di tutte le eventuali e possibili criticità per garantire e tutelare la nostra comunità e la città di Treviso. Tra gli scettici c'è sicuramente il consigliere Giorgio Denardi, che ipotizza in alternativa alla cancellazione del progetto lo spostamento alla stazione di treni o a quella delle Corriere Frontesile, proposte che il sindaco definisce così. Ho letto delle farneticazioni anche pericolose da un punto di vista dell'illusione e della disinformazione che danno ai cittadini, soprattutto da parte del focoso Denardi, che sta mettendo in pista delle soluzioni irrealizzabili sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista finanziario, quindi sta prendendo veramente in giro i cittadini. Oggi abbiamo definito che l'unico parcheggio che si può realizzare con quel contratto che è stato vinto attraverso una gara d'appalto circa 20 anni fa è al Park Vittoria, non si scava sotto le mura e non si scava in altre zone. Non abbiamo nemmeno la possibilità di acquisire immobili come quello della stazione dell'ex Iamice che non appartengono al patrimonio comune e non c'è la volontà da parte dei privati. Nel frattempo continua la raccolta delle firme contro il parco organizzata da partiti e associazioni che online ha superato le 2600 adesioni. Domani mattinata a Gazebo in Piazza Vittoria e a mezzogiorno consegna di tutte le firme a Cassugana. E proprio ai promotori dell'iniziativa il sindaco lancia l'ultimo affondo. L'invito che faccio anche a coloro che stanno cercando delle soluzioni alternative surreali è quello di tornare con i piedi per terra, di evitare di fare strumentalizzazioni e soprattutto di evitare di prendere in giro i cittadini con soluzioni che sono tecnicamente e praticamente irrealizzabili. Un'altra spina nel fianco di Cassugana e di Conte, cioè la questione del park, del caso migranti alla Piane. Lo abbiamo raccontato ieri. Domani peraltro ci sarà una conferenza stampa di fronte alla questura del centro sociale Django. Sentiamo Conte che decide di contattare il prefetto per cercare una soluzione che finora non c'è stata. Farò presente di questa ennesima emergenza al prefetto, perché ricordo che la competenza di queste persone rimane in capo alla prefettura. Interviene il sindaco Mario Conte sul caso dei richiedenti asilo da alcuni giorni con giacigli davanti alla questura, gli stessi che per alcuni mesi hanno dormito nel parcheggio della Piani, ora diventato troppo freddo, e lo fa all'indomani della conferenza stampa convocata proprio davanti all'ufficio immigrazione dal centro sociale Django. Purtroppo questo fenomeno è un flusso continuo che varia nei numeri, ci sono dei periodi dove sono un po' più scarsi, dei periodi un po' più abbondanti, però è evidente che c'è un problema strutturale, è evidente che così non si può andare avanti, è altrettanto vero che gli strumenti che sono di competenza dei sindaci e delle amministrazioni comunali sono assolutamente limitati. Ragionare sui numeri è la parte più difficile. Se alla caserma Serena il pugno duro del presidente Anci ha ottenuto un alleggerimento, il numero dei richiedenti asilo è sceso alla soglia massima di capienza di 400 persone, con il fenomeno degli stranieri in attesa del primo riconoscimento risulta tutto più complesso. I nomi e i numeri variano in continuazione. La polizia ha identificato proprio in alcuni di questi stranieri gli autori di taccheggi ed episodi di ubriachezza molesta in via Fiumicelli e piazza Borsa nei giorni scorsi. Il fenomeno, se non governato, rischia dunque di sfuggire dalle mani. Solo i primi di dicembre, la morte di Mandep Singh, trentenne di origini indiane. Lui aveva ottenuto il permesso di soggiorno, è stato stroncato da un attacco cardiaco alla Piani. Nelle prossime ore
mi confronterò con il prefetto per capire che soluzioni, anche in accordo col Ministero, si possono trovare. Un dibattito in città c'è stato nei giorni scorsi quando Mario Pozza di Unioncamere Veneto ha parlato della una offerta ricettiva da migliorare a Treviso. Ebbene, consulenze alle imprese del settore turistico ricettivo per accedere ai contributi al fondo perduto e uno stanziamento di 40 milioni di euro per rinnovare le strutture. Quindi una soluzione arriva in questo modo. L'iniziativa è di Centro Marca Banca insieme alle associazioni di categoria. Questa iniziativa regionale va nella direzione giusta perché permette sia di fare l'investimento all'albergatore che ha la necessità di andare a migliorare la sua offerta, sia anche a chi vuole creare nuovi posti. Aumentare le stelle della propria struttura e creare nuovi posti letto sono le necessità del settore turistico ricettivo della Marca, che negli ultimi anni ha visto un boom di presenze provenienti anche da oltreoceano. Necessità sottolineate negli scorsi giorni non senza una punta polemica anche dal presidente della Camera di Commercio Mario Pozza, che aveva invitato gli albergatori a migliorare la loro offerta. Solo nella città di Treviso nel 2023 c'è stato un incremento di turisti del 36%. È per questo che Centro Marca Banca, Ascom Confcommercio, Federalberghi di Treviso e Fidimpresa si sono uniti per agevolare il passaggio al green e rilanciare così il settore nel territorio. Attraverso il plafond di 40 milioni di euro di finanziamenti volto a finanziare ammodernamenti, verso l'efficientamento energetico, ad esempio, no? Verso la sostenibilità, verso l'accessibilità. Le aziende meno sostenibili avranno difficoltà di accesso al credito e se lo avranno a prezzi più alti. E in secondo luogo l'importanza, perché il cliente è cambiato ed è molto attento nelle scelte d'acquisto, nelle preferenze che ha per quanto riguarda i prodotti e i servizi, va a scegliere le aziende più sostenibili. Finanziare progetti di sviluppo sostenibile offrendo alle aziende anche un servizio di consulenza personalizzato per accedere agli stanziamenti regionali a fondo perduto, fondi che possono arrivare fino a un massimo di 200.000 euro. Le nuove imprese chiedono sicuramente di favorire un accesso al credito sburocratizzato, che guardi alla volontà proprio di investire e di rimanere sul mercato. Aumentare dunque la competitività delle strutture e migliorare i servizi. Adeguarsi a un mercato che cambia e nell'ambito turistico i cambiamenti sono più veloci e soprattutto ci proiettano su scadenze importanti. Le Olimpiadi 2026 sono anche le Olimpiadi di Treviso, le colline del Prosecco sono anche le colline di Treviso. Nuovi turismi, nuovi turisti, nuovi servizi e quindi adeguare le strutture è la parola d'ordine. Alla vigilia del giorno del ricordo, stamane una cerimonia, la breve cerimonia lungo la via che il comune di Treviso ha voluto dedicare a Norma Cossetto, la 23enne martire delle foibe. Eppure pensate che nella geolocalizzazione di Google questa via sembra non esistere. I paesi Visinada e Santa Domenica di Visinada erano vicini, la domenica andavamo a trovare, mentre i grandi chiacchieravano in cucina, la Norma, questa signorina meravigliosa, giocava, ci faceva giocare me e mia sorella. Questo è il ricordo di Norma Cossetto da Andrea Patelli, che in quel 1943 aveva 7 anni e non sapeva ancora che da lì a poco sarebbe stato uno dei tanti profughi istriani fuggiti per non finire sotto la dittatura titina o peggio in qualche foiba istriana. E il signor Andrea, che nel frattempo ha costruito una vita di successo come farmacista a Treviso, non dimentica quella 23enne studentessa infoibata dopo giorni di violenza e divenuta simbolo di quello che è stato definito il genocidio istriano-dalmato. Io abito qui vicino e ogni giorno quando passo guardo quel cartello e mi ricorda tante cose. Un ricordo che da 3 anni qui si rinnova la mattinata prima del giorno della memoria. Qui non manca mai un fiore. Ma quelli deposti dal consigliere Campora raccontano perché si sia scelta proprio questa via, pensando agli scolari che la frequentano. Abbiamo scelto questa strada per un significato simbolico, proprio perché era davanti a una scuola. E il fatto che la loro scuola sia in via Norma Cossetto numero 1, auspichiamo che possa risvegliare in loro una curiosità, una sensibilità storica rispetto alle foibe, rispetto alla storia di Norma Cossetto. Ragazzi delle elementari che hanno eseguito l'Inno d'Italia, ricevendo dal vice sindaco Manera alcune copie della Costituzione. Abbiamo ricordato una studentessa Norma Cossetto uccisa nelle foibe tanti anni fa, e la Carta Costituzionale rappresenta una salvaguardia ai nostri valori, i valori cui si fonda la Repubblica, che parlano di pace, di identità e soprattutto di non guerra. Un luogo della memoria quindi questa via, che però per le moderne tecnologie che ogni giorno ci guidano non esiste. Qui c'è un problema.
I ragazzi magari scopriranno perché ci passano davanti, però se uno viene qui seguendo Google non la trova. Effettivamente è una cosa che abbiamo appurato e pensavo che a distanza di 3 anni la cosa fosse risolta. Esiste nello stradario trevigiano, quindi istituzionalmente esiste, lo comunicheremo ancora una volta a Google, che è un'azienda privata che dovrà inserirlo nel suo stradario digitale. Gli alunni della scuola elementare Collodi di Treviso sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro Giuseppe Valditara questa mattina per il conseguimento del secondo posto conquistato al concorso nazionale 10 febbraio, un mondo e un passato, dedicato alle storie degli esuli Giuliano, Fiumano, Dalmati. Gli alunni di quinta, coordinati dagli insegnanti Anna Cremona ed Elisa Tortora, hanno realizzato il progetto Anch'io ero con voi, intervistando la signora Giuseppina Mirabile, bambina a Fiume negli anni della Seconda Guerra Mondiale, integrando il lavoro con fotografie d'epoca. Quindi complimenti ai ragazzi delle scuole elementari Collodi di Treviso. Il Carnevale 2024 con il Martedì Grasso che si avvicina sarà, come l'anno scorso, come ogni anno, un martedì all'insegna della diretta su Antenna 3 con la sfilata dei carri allegorici. Le maschere, i coriandoli, la sfilata dei carri allegorici. Anche quest'anno la grande festa del Martedì Grasso a Treviso torna su Antenna 3 con la diretta della sfilata in onda dalle 14. Il tradizionale, colorato, allegro e rumoroso corteo torna ad attraversare la città e le vie del centro saranno inondate dalla folla festante di grandi e piccini. Ed anche quest'anno le telecamere di Antenna 3 saranno lì per farvi vivere da casa le emozioni della festa più colorata e pazza dell'anno. La lunga diretta seguirà la partenza dei carri da Piazzale Burchiellati, con il corteo che si snoderà lungo il tracciato dentro le mura cittadine, con passaggio in Borgo Cavour ed arrivo in Piazza Duomo, dove è allestito il palco e dove vi sarà la proclamazione e la premiazione del carro più bello. Sarà il gruppo folcloristico trevigiano a fare gli onori di casa con il primo carro, con il re Carnevale, la regina e la sua corte. Seguiranno gli altri carri mascherati, 17 in tutto, e come sempre ci saranno temi cari ai bambini con personaggi di fiabe e cartoni animati, ma non mancheranno i riferimenti all'attualità, dai temi dell'ambiente alle tradizionali beffe dei mali che affliggono la politica del mondo d'oggi. Cornice migliaia di persone, adulti e bambini, con le maschere più colorate tra lanci di coriandoli, rigorosamente plastic free e stelle filanti. E per chi non sarà presente, la festa arriverà nelle case con la lunga diretta su Antenna 3. Appuntamento dunque Martedì Grasso a partire dalle 14 con il Carnevale di Treviso. Segnatevi ore 14, Martedì Grasso. Vediamo adesso invece che tempo farà nelle prossime ore con il generale Iannicelli. È una profonda depressione localizzata lontano da noi, a sud delle isole britanniche, questo ciclone che da lì ha attivato già un flusso forte di correnti umide dell'Atlantico che da ovest verso est interessano le nostre zone, un po' tutta l'Italia. Questo flusso dà vita a sistemi perturbati, quindi è presto detto, sabato e domenica cielo coperto con precipitazioni diffuse e abbondanti e nevicate al di sopra dei 1400 metri, le temperature purtroppo sono alte, quindi c'è il rischio che a quote più basse in montagna ci sia pioggia, non neve. C'è da dire però con questa situazione l'aria umida, l'irruzione dell'aria umida rimuove il ristagno che ormai permaneva da giorni sulla pianura e che faceva aumentare il tasso di inquinamento. Fortunatamente poi da lunedì avremo un miglioramento, l'alta pressione riguadagna forza, quindi ci aspetta una settimana tutto sommato di tempo stabile. Ecco, col passare dei giorni potremo avere ancora qualche nebbia. Questo fa sì che, insomma, che anche i carri, anche i festeggiamenti per il Carnevale siano salvi. I venti intanto sono moderati dai quadranti occidentali, abbiamo detto affluisce aria umida, le temperature, il cielo coperto fa sì che le massime e le minime non siano vicine, quindi le minime intorno a 8-9 gradi, le massime 11-12 gradi, ecco, non di più. L'Alta Adriatica è previsto molto mosso, in qualche caso agitato. È tutto. E nel frattempo, proprio il maltempo di questi giorni riporta da domani l'allerta verde a Treviso. Ricordate insomma che in questi giorni c'era l'allerta rossa, da domani allerta verde per lo smog. Adesso andiamo nel Bellunese.
E partiamo dalla cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza a Domegge di Cadore. Ammonta a ben 362 kg di cibo scaduto il maxi sequestro della Guardia di Finanza avvenuto a Domegge di Cadore ai danni di un'impresa locale operante nel commercio ambulante di generi alimentari. Prodotti lattiero-caseari, ma anche ortaggi, frutta di stagione, frutta secca e prodotti in salamoia, il cui acquisto, riportano gli esiti della ricostruzione contabile operata dalle Fiamme Gialle, risale addirittura all'ottobre dello scorso anno. Abbiamo fatto un accesso di natura fiscale. Durante questo accesso abbiamo rinvenuto questi prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseario che erano scaduti e comunque in avanzato stato di decomposizione. Il solo fatto che li deteneva non ci porta a escludere il fatto che li avesse anche potuti vendere. Gli alimenti, in numero superiore alle 15.000 unità, erano stoccati all'interno di un locale nella sede dell'azienda, evidentemente privo dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa italiana e che regolamenta il magazzinaggio di prodotti alimentari. A rispondere della segnalazione inviata dai finanzieri all'azienda sanitaria è un uomo di nazionalità italiana che ora rischia una sanzione che va dai 250 ai 1.500 euro. Dal comandante provinciale Guarino il plauso alla tenenza di Auronzo di Cadore per un'operazione che contribuisce alla tutela della concorrenza leale tra imprese, oltre che alla salute della popolazione residente. I nostri interventi sono sempre finalizzati alla tutela sia dei commercianti rispettosi delle regole, ma sia anche dei cittadini. Il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrina, ha ribadito le proprie preoccupazioni sul tema della costruzione della diga del Vanoi durante un incontro con il sindaco di Badalucco in provincia di Imperia, Matteo Orengo. Padrina, che lo ricordiamo è anche sindaco di Longarone, ha voluto rimarcare la vicinanza del bellunese con la comunità ligure che pure combatte contro il progetto della diga di Glori, un'opera ideata negli anni 60 e poi bloccata in seguito alla tragedia del Vajont, che oggi è tornata prepotentemente di attualità. La politica: il prossimo 16 marzo si voterà il rinnovo del Consiglio provinciale. Nel bellunese la linea del centrodestra è di presentarsi coeso con una lista unica alle elezioni, Lega compresa, e questo nonostante le direttive regionali del Carroccio che invitavano le varie sezioni provinciali a correre in solitaria. La Lega di Belluno verosimilmente rimarrà nella coalizione di centrodestra in vista delle imminenti elezioni provinciali del prossimo 16 marzo. A riferirlo è il segretario provinciale Andrea De Bernardini, in controtendenza rispetto a quanto riportato dal segretario regionale Alberto Stefani dopo la riunione del direttivo del Carroccio di lunedì scorso a Padova. La linea indicata da Stefani e che rimane valida per le province venete ad esclusione di Belluno e Rovigo è quella di presentare delle liste proprie per la corsa ai consigli provinciali, una posizione che però, vista la specificità del territorio montano, ha portato i vertici provinciali della Lega a rinegoziare la strategia. In provincia di Belluno, considerata la nostra particolarità, la nostra peculiarità e l'essere diversi da tutte le altre province, questo lo sappiamo tutti, ci ha portato a fare una riflessione proprio assieme a lui, e la scelta è stata quella di andare dagli alleati a dire che noi rimaniamo in coalizione con loro, quindi proponendo quei nomi Lega che andranno a comporre la lista di centrodestra. Il dialogo con gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia è e rimane aperto e collaborativo, incalza De Bernardin, affinché si possa giungere alla composizione di una lista unica che rispetti la distribuzione dei candidati basata sul peso politico dei singoli partiti all'interno della coalizione. Niente imposizione di vincoli tassativi dunque, almeno da parte della Lega, specifica il segretario, che smentisce le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e secondo cui il Carroccio avrebbe imposto delle condizioni inderogabili agli alleati per la corsa in coalizione. L'auspicio è di trovare il modo di convogliare gli interessi delle varie forze politiche in un unico gruppo coeso che possa aggiungere la stesura di un programma elettorale condiviso rivolto alla tutela e allo sviluppo del territorio montano. Sperando sia la lista che possa dare un aiuto a questa provincia anche in un alveo difficile e davvero disastroso qual è quello della legge del Rio, che ha creato un danno enorme soprattutto alla provincia di Belluno. Questa mattina al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno presentate alcune nuove attrezzature acquistate grazie al contributo della Regione in virtù di una convenzione sottoscritta nel 2017
e attraverso cui annualmente si intende provvedere al rinforzo delle dotazioni dei vigili del fuoco. I contributi garantiti a livello regionale riguardano sia le dotazioni per i pompieri permanenti che per i corpi volontari, ed è il caso di quelle presentate stamane. Lo vediamo insieme all'assessore Bottaccin, a cui spetta un contributo di 126.000 euro distribuito tra i 21 distaccamenti presenti in provincia di Belluno. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. La prima perturbazione di febbraio porta un diffuso maltempo. Weekend di carnevale dunque con la pioggia. Vediamo il dettaglio di sabato. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni sparse al mattino, a seguire via via più diffuse con intensità da debole a localmente moderata. Temperature in aumento, minime tra 7 e 9 gradi, massime tra 9 e 12 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo risulterà coperto con piogge piuttosto diffuse, in genere abbondanti e intense. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse e anche forti, dunque poche novità. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.